Botte e pugni che gli hanno rotto gli occhiali, colpi sferrati senza nessuna motivazione. Don Antonio Ziliotto è stato colto di sorpresa dall'aggressore, un uomo conosciuto alle forze dell'ordine che prima lo ha raggiunto fuori dalla canonica, poi lo ha insultato e preso a botte. Tutto davanti ai bambini arrivati per seguire il catechismo e ai genitori che li avevano accompagnati. Poteva andare peggio, ci dice, ora sto bene. Il parroco si è recato al pronto soccorso per essere medicato, se l'è cavata con qualche giorno di prognosi. Il motivo di questo assurdo gesto non c'è. Incolpa tutti per i problemi che a lui termina Don Antonio. Già ieri il parroco è stato contattato in privato dal vescovo di Treviso, Monsignor Tomasi, che gli ha portato alla sua vicinanza e solidarietà. Nel comune cresce intanto la paura, ma anche la preoccupazione. I cittadini preferiscono non farsi riprendere perché, ci dicono, questa persona gira ed è aggressiva. Solo un cittadino ci parla a microfono. Io sono da qui da poco, quindi non lo conosco, non so bene tutti i fatti. Chiaramente è una cosa riprovevole. Io sono preoccupato per il Dong, è una bravissima persona e sicuramente mi auguro che chi di dovere faccia qualcosa, perché non si può lasciare persone in giro così. Ma Don Luigi non è l'unica persona finita nel mirino di questo aggressore, anche il sindaco di Ponte di Piave, Paola Roma, si è trovata di fronte all'uomo proprio davanti alla sua abitazione. Mi stavo recando a casa dopo la trasmissione e entrando nella mia abitazione ho notato una persona di fronte alla mia abitazione e appena vicino al cancello d'ingresso ho visto un petardo con una miccia che stava per prendere fuoco. Ho chiamato immediatamente mio fratello e i miei familiari, poi le forze dell'ordine, sono riuscita con l'acqua a spegnerlo e chiaramente è una situazione che mi mette molto in difficoltà, soprattutto perché ci sono una serie di situazioni che sono venute a verificarsi e questa è l'ennesima di una delle tante. Una soluzione va trovata. Si tratta di episodi reiterati nel tempo che stanno preoccupando non poco i cittadini.